The Dreamer, anticipazione episodio 70. Jeanne e Sanem rivelano di amarsi. In questa puntata Sanem va a casa di Jeanne e gli impiegati dell'ufficio sono intenti a spettacolare sulla notizia di lui e Seida. Quando Jeanne ritorna in salotto tratta Sanem con sufficienza dicendole «Ah Sanem, ci sei anche tu» e chiaramente Sanem rimane scioccata. Poi però lo raggiunge in cucina, gli chiede conto di quel buongiorno e lui, vedendola sulle sue, la attira a sé riempiendola di abbracci e baci. Le dice che c'è lei nella sua vita, che ci sarà sempre lei e che gli manca anche quando gli è vicino. Intanto Emir e Leila vanno a pranzo insieme. Lei gli dice di essere preoccupata per le notizie che stanno uscendo su Jeanne e Sanem perché teme che facciano così anche con loro. Emir le dice che non era così felice e tranquillo da molto tempo. Anche Leila gli dice di essere molto felice. Leila e Emir si ritrovano poi sul set dove sta lavorando Osman, che purtroppo li vede prendersi per mano e rimane alquanto dispiaciuto. A casa di Vit intanto Jeanne e Sanem si scrivono bigliettini con poesie, li nascondono in casa o li passano di nascosto. Nel frattempo Emir e Leila arrivano nel parcheggio sotterraneo dell'agenzia e scesi dall'auto si scambiano un bacio, sconvolgendo Aileen, arrivata poco prima. Poi Leila sale in ufficio e Aileen ne approfitta per parlare con Emir. Gli chiede cosa ci faccia con Leila e lui ammette che quella ragazza gli piace, è il contrario di lei, è tutto quello che non ha mai trovato in lei. Lui ora è molto felice. Aileen gli ricorda che sono soci e gli intima di lasciare Leila, altrimenti rivelerà tutti i suoi giochetti a Jeanne. Così, nel riportarla a casa, Emir dice a Leila che è meglio per entrambi che rimangano amici. Leila rimane scioccata da questa cosa, ma pure Emir appare dispiaciuto. A casa di Ivit arriva a sorpresa anche Seida, che cerca in tutti i modi di flirtare con Jeanne. Gli mette la mano sul braccio e Gege è costretto a trattenere Sanem, in preda alla gelosia. Poco dopo Sanem parla con la sua voce interiore e decide di dire tutto alla madre, poi riferisce la cosa a Jeanne e lui la bacia. Sanem torna a casa e confessa a Mekhibe che la notizia data dal giornale è vera. Lei e Jeanne si amano e si scrivono poesie. Dapprima Mekhibe sembra andare di traverso qualcosa, poi però inizia ad inseguire la figlia minacciandola con una ciabatta. Intanto Leila torna a casa piangendo sotto la pioggia e viene raggiunta da Osman. Gli dice che aveva ragione, che Emir non fa per lei e che ha bisogno di stare da sola perché lei e Emir si sono separati e Sanem è preoccupata per la sorella. Intanto anche Emir torna a casa e racconta a Jeanne che tra lui e Leila è finita. Jeanne gli suggerisce di pensare con il cuore e non con la mente. Emir dice a Jeanne che lui e Leila appartengono a mondi diversi e la cosa non può funzionare. L'indomani a colazione Mekhibe è molto nervoso. Da un lato è preoccupata per Leila, che non vuole andare a lavorare, dall'altra dice di voler parlare con Jeanne in agenzia per capire se ha intenzioni serie o no. Sanem telefona a Jeanne e decidono di incontrarsi sulla scogliera. Lei lo avverte delle intenzioni di Mekhibe e gli dice che ha pensato che sia meglio licenziarsi. Jeanne le risponde che lei non andrà da nessuna parte, che non la lascerà, che vuole che sia sempre con lui, anche senza avere un contatto fisico. Sanem gli dice che anche lei vorrebbe essere sempre al suo fianco, ma lo avverte anche che se continueranno, Mekhibe convincerà a chiedere continuamente quando si sposeranno. Jeanne la rassicura e le dice che se ciò accadrà, allora si sposeranno. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!